vi chiedo un po' di pazienza se qualcosa non funziona, se lo stand non è ancora allestito al meglio, ma come ho già detto tutto va rodato. Adesso questa sera è una sera, non chiamatelo dialetto per carità, assieme la parola a Nicola che vi illustrerà tutto il progetto del vino dall'inizio, le finalità e tutto quello che chi fa. Beh, grazie infinite a Rino Tibaldo che ci ha permesso di venire qua in questa bellissima, stupenda cornice di Durlo, un posto dove non eravamo mai stati. Questa sera cercheremo di presentarvi un po' le attività di un'associazione che è l'Associazione Culturale Amici del Vino da Sandrà. Sandrà è un paesino delle nostre zone vicino al lago di Garda e oltre a presentarvi le attività di questa associazione culturale vi faremo vedere una serie di cartoni animati che sono quelli del fumetto Vino da Sandrà. Abbiamo pensato, ci siamo accorti che si può, facendo ridere col Vino da Sandrà, con i suoi fumetti, con la sua saggezza un po' bonaria, si poteva fare anche della cultura e ci siamo trovati, anche interpellati dal Consiglio regionale del Veneto, a realizzare un DVD, che è questo qui che ho in mano, dove ci sono una serie di cartoni animati dove il Vino da Sandrà parla di cultura, quindi parla della storia dei Veneti, parla dell'alfabeto veneto, della lingua veneta. C'è un altro cartone animato che uscirà presto sul nuovo DVD, che comunque trovate tutto su YouTube, che parla delle province venete, quindi il Vino da Sandrà attraverso le province. Quindi si cerca di fare un po' di storia, di cultura, di lingua, di tradizioni. Non vuole essere una cosa, diciamo, troppo pesante, ma neanche esaustiva, nel senso che se qualcuno poi vuole conoscere più a fondo la lingua veneta o la storia del Veneto, va a leggersi i libri, ce ne sono un'infinità. Vuole essere un modo intanto per avvicinare i bambini più piccoli, perché ovviamente avvicinare un bambino alla storia del Veneto immagino sia difficile, e l'altra parte anche per divertirci e fare un po' di cultura. Quindi stasera intervalleremo dei cartoni animati più di cultura veneta ed altri che vogliono far solo ridere, e poi presentiamo anche le piccole attività, le modeste attività che facciamo con la nostra associazione in giro per il Veneto. Tra l'altro spero alzi la mano se c'è qualcuno che non capisce il dialetto veneto, la lingua veneta. Capiscono tutti, quindi penso siamo a posto. I bambini è il momento migliore per impararla. Cosa nasce? Va avanti. Io comincerei allora questa sera con il primo cartone che abbiamo realizzato per il Consiglio regionale Veneto, ed è esattamente la storia dei Veneti. È il cartone un po' più lungo di quelli del Dino, perché quelli del Dino durano dai 5 ai 6 minuti, questo ne dura 12 e cerca di ripercorrere in maniera scherzosa e divertente un po' tutte le tappe della storia che ha fatto grande il Veneto e che purtroppo per motivi probabilmente politici, probabilmente culturali, probabilmente anche un po' per colpa nostra, tante volte questa storia non viene raccontata a scuola, viene dimenticata, viene abbandonata, sembra quasi che abbia fatto tutto il grande impero di Roma, e di Venezia, della storia del Veneto si parla un po' poco, a volte ci dimentichiamo anche un po' chi siamo. Quindi partiamo con il primo cartone animato, che è la grande storia dei Veneti raccontata dal Vino da Sandrà. A questo punto dobbiamo vedere anche al Vino e Spritz, dai. È un incontro quasi un po' amletico tra il vino e il suo Spritz. Attenzione, se clicca qua. Regola numero 3. Sedersi in maniera rilassata, con tutti e due i piedi sul pavimento, leggermente protesi verso il vostro intervistatore. Regola numero 4. Non zuccherellare con le mani. Regola numero 5. Mantenere un contatto visivo naturale con lo sguardo dell'intervistatore. Dopo di questo c'è un banchetto lì della nostra associazione culturale Amici del Vino, in cui potrete avere più informazioni sulle nostre attività, perché le abbiamo ovviamente dette un po' rapidamente. Potete anche comprare dei gadget, potete acquistare un DVD che contiene tutti i cartoni del Vino da Sandrà, potete prendere anche un DVD
questo DVD qui, realizzato col Consiglio regionale del Veneto, quindi c'è una serie di oggettini interessanti. Ci sono persino le scarpe del Dino se dovete fare una passeggiata qua in montagna. Detto questo, grazie a tutti, c'è il sito internet per vedere le nostre attività, c'è Facebook e non so se abbiamo tempo per un altro cartone. Qualcuno vorrebbe vederne un altro oppure abbiamo tutti... Facciamo vedere un altro, dai. Sì, è un certo... Sì, dai, non si può dire dei nostri buttei? Da dove vuoi che venga? Vengo da Giosa.